spazio di sicurezza quello là. Bene, siamo di nuovo qua. Dopo, questo è il quarto anno ormai che ci troviamo qui in modo abbastanza puntuale ogni anno ad ottobre per questo appuntamento che un po' sta diventando una su delle emozioni e dei momenti che ci hanno portato dopo lunghi percorsi a ottenere dei buoni risultati, però adesso sta diventando una cosa più seria e concreta, diciamo, che continua ad appassionarci anno dopo anno. Io voglio cominciare con ringraziarvi perché continuate a darci fiducia e a venire a vedere quello che riusciamo a produrre in un percorso che dura un bel po' di mesi, ma magari poi ve lo spiego un po' meglio. Io voglio ringraziare voi, ma voglio ringraziarvi soprattutto quante. Vi abbiamo dedicato parecchio spazio su quello che è la nostra parte di comunicazione, anche sul nostro sito, sulla pagina Facebook, quindi vi invito a andare a conoscerli. Però qualcuno in più da nominare c'è, quindi in particolare vorrei cominciare con ringraziare l'ATO, che è un organismo, magari forse qualcuno lo conosce come nome, ma magari non sapete cosa fa. È un organismo di gestione territoriale che gestisce tutto quello che è la parte idrica del nostro territorio, quindi sia l'approvvigionamento idrico, quindi l'acqua che arriva nelle case, quella che bevete, e anche le acque reflue, quindi tutta la gestione delle acque è in mano per 28 comuni della nostra zona all'ATO. E l'ATO ci è sembrato il primo partner a cui chiedere una mano, visto che il tema acqua riguarda proprio quello che è il loro ambito. E ci hanno sostenuti anche in modo molto importante. E non solo loro, la banca Prealpi di Tarza, che adesso è diventata Banca Prealpi San Biagio, continua a sostenerci perché credo sia il quarto anno o il terzo o il quarto anno che continua a essere una colonna portante e molto forte in questa nostra qua, quindi vi ringrazio perché evidentemente continuano a darci fiducia, sono soddisfatti di quello che facciamo. Ne ho altri tre da citare, poi abbiamo finito. Il primo è un gruppo di persone che lavora qui a Conegliano, è un'agenzia di comunicazione che si chiama Rational Films e che ci hanno dato una mano molto importante per tutto quello che è la comunicazione qui della mostra. Oggigiorno senza comunicazione non andiamo da nessuna parte, quindi lo capirete un po' nella mostra, ma tutto quello che vedete realizzato qui è un grosso lavoro anche da parte loro, quindi vorrei ancora ringraziarvi molto. Un ringraziamento importante va anche ai ragazzi che vedete qui schierati, tutti pronti per aiutarci questa sera, che seguiranno la parte di accoglienza e per l'aperitivo che seguirà dopo la mostra, per cui se avete bisogno di qualcosa potete chiedere a loro, sono qui a disposizione. Loro frequentano l'ENAI, una scuola professionale qui di Conegliano, e in particolare proprio riguardo alla parte di food, diciamo. Qual è il termine tecnico del vostro corso? Accoglienza e ristorazione, ecco, scusate, non mi ero informato bene. Come ultima cosa vorrei ringraziare l'amministrazione comunale perché ci dà la possibilità di fare il mostro in questo spazio, che è bellissimo. Chi ha già visto il mostro lo conosce, chi ancora non l'ha vista capirà l'importanza di un palazzo di questo tipo che è sempre fatto apposta adesso per fare mostre, quindi continua a darci l'opportunità di farlo per il quarto anno consecutivo. Un grosso grazie all'amministrazione che è qui in rappresentanza con l'assessore che invito qui sul palco, l'assessore Regali, se vuole dire due parole lei per quel che riguarda l'amministrazione comunale. Ancora un grosso grazie perché senza di voi non potremmo fare tutto questo. Davvero a disposizione degli coneglianesi, ma dei ragazzi del territorio
completezza, insomma, vengono realizzate. Quindi davvero un grazie di cuore a voi che sostenete, che venite, all'Associazione per il lato anche sociale e solidale che ha sempre dimostrato e che dimostra anche quest'anno. Quindi davvero una buona mostra a tutti e davvero un benvenuto a Palazzo Sarcinelli. Visto che l'assessore ha citato la parte solidale, parlo subito di questo. Noi ogni anno cerchiamo di abbinare una parte più di impegno, diciamo, sociale, a tutto quello che è la nostra parte più di fotografica. Negli anni scorsi abbiamo voluto aiutare delle realtà come Amatrice, dove siamo andati a portare del materiale alle scuole direttamente noi. Abbiamo aiutato associazioni locali come l'associazione della nostra famiglia l'anno scorso, l'associazione Renzo Pia Fiorotto, e ne manca una, basta. Ah sì, questo è il quarto anno, scusate, quindi chiaramente il quarto anno abbiamo deciso, visto il tema che è acqua, come forse avete intuito dai manifesti della mostra, abbiamo deciso di aiutare, di trovare una collaborazione con le sezioni locali del CAI, il CAI, il Club Alpino Italiano. Perché il CAI, se il tema è acqua? Perché abbiamo deciso di impiegare tutto quello che riusciremo a ricavare dalla mostra per 3 progetti che abbiamo concordato con le sezioni locali, in particolare per il ripristino del giardino botanico al rifugio Bartoler del CAI di Conegliano, per un aiuto per ripristinare la teleferica del rifugio Semenza del CAI di Imperio Veneto e per un ripristino di un sentiero che va da Praderadico sul Colle Moi da parte del CAI di Pieve di Soligo. Perché questi 3 progetti? Perché sono tutti e 3 legati da Vaia, scusate, della tempesta che a ottobre dell'anno scorso ha portato distruzione e ha creato un sacco di problemi in giro. Quindi noi, visto il tema acqua, abbiamo deciso di aiutare in questo senso un po' quello che è la società che ci circonda. Proprio perché l'acqua, e qui vengo un attimo al tema della mostra, tanti ci chiedono perché scegliete un tema piuttosto che un altro. È un percorso condiviso, facciamo una scelta comunitaria. Quest'anno abbiamo scelto acqua perché è un elemento vitale, diciamo, parte tutto da lì. Senza acqua non c'è vita. Siamo usciti da una prima di acqua calda, probabilmente tanti anni fa. Senza acqua non c'è niente da mangiare, quindi l'acqua dà vita, però come vi ho detto poco fa, l'acqua la toglie anche la vita. Pensate alle inondazioni, ai maremoti, pensate solo a Vaia, tutto quello che ha combinato. Quindi abbiamo deciso, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di devolvere quello che riusciremo a ricavare dalla mostra. Tutte le fotografie che vedete esposte sono disponibili, quindi se qualcuno di voi vuole prendersela nel salotto o fare ci sono qui all'ingresso, avete tutte le informazioni. C'è anche il catalogo della mostra a disposizione, se vi interessa portarvi a casa un ricordo, e anche dei notes, articoli, gadget. Tutto quello che riusciremo a raccogliere, quindi non detratte le spese, ma proprio tutto quello che riusciamo a raccogliere. 10 euro del catalogo, 10 euro del catalogo vanno direttamente al CAI. Noi ci accogliamo come associazione il costo della stampa e la gestione di tutto qua. Quindi tutto quello che darete verrà dato poi passato alle sezioni locali del CAI. Quindi, un'ultima cosa, vorrei spiegare un attimo come nasce una mostra di questo tipo, perché è bello trovarsi qui a ottobre in un momento in cui ci sono tutte le fotografie appese alle pareti, tutte belle da vedere, tutto molto bello. Però è un percorso che è faticoso, è un percorso che parte da gennaio, noi abbiamo deciso il tema a gennaio di quest'anno, abbiamo deciso il tema acqua, è stato un percorso lungo mesi che ci ha portati adesso a vedere il frutto dei risultati. È un percorso che parte da un approfondimento, da una riflessione sul tema, quindi ci troviamo tra di noi, ma chiamiamo delle persone a chiedersi magari di parlare o approfondire il tema, dopodiché individualmente con l'aiuto fra di noi, ci si aiuta, ci si confronta, ma anche con l'aiuto di una persona cerchiamo di progredire ognuno verso la propria riflessione in modo da produrre un prodotto, scusatemi, un progetto che sia molto personale. Infatti sui 19 progetti che vedete qui, perché siamo 19 fotografi quest'anno, sono 19 progetti che sono tutti diversi l'uno dall'altro, c'è chi è più sociale, chi è più concettuale, chi è più estetico, quindi è molto vario quello che potrete vedere qui.
questo percorso lo facciamo appunto con una persona che ci dà una mano per sviluppare al meglio questo concetto. Gli anni scorsi avevamo come mentore, diciamo, Colin Natton, che è qui, eccolo qua, che ringraziamo ancora per il lavoro che ha fatto. Quest'anno Colin ha passato il testimone a Christian, che inviterei qui sul palco. Che ha diretto, potremmo definire così il lavoro perfetto. Quindi ci ha seguiti in modo diverso sicuramente da Colin, perché chiaramente ogni persona ha la sua inclinazione e il suo indirizzo, però ci ha aiutato a approfondire in altro modo quello che è il tema. Come adesso ce lo possiamo spiegare da lui. Buonasera a tutti, sono felice di essere qui perché sono felice che Andrea mi abbia coinvolto in questo progetto. Io e Andrea abbiamo fatto una tesi di fotografia qualche anno fa e ci siamo ritrovati a lavorare insieme su questo progetto con delle belle persone, è stato molto stimolante anche per me. Il mio lavoro in realtà è quello di ho una società di comunicazione e mi occupo di gestire la comunicazione per le aziende o per dei prodotti. È un approccio, diciamo, commerciale alla fotografia e forse poco artistico a volte, ma si riesce a fare anche qualcosa di artistico anche in questo settore. E quello che Andrea penso volesse da me, facendomi raccogliere diciamo, il frutto del lavoro di Colin, che è un bravissimo fotografo, è stato forse quello di io lavoro con i fotografi per dire delle cose e penso di essere stato utile per riuscire a far parlare i loro progetti e aiutarli a usare le immagini per comunicare un qualche cosa di personale. Spero di esserci riuscito e insomma durante i nostri incontri da gennaio a oggi mi è sembrato che ci fosse anche un po' di feeling alla fine ed è quello che spesso succede anche quando lavoro, quando le cose funzionano bene e adesso le vedrò anch'io stampate, le ho viste tutte in evoluzione, sono curioso di vedere come stanno a prendere il mondo. Noi abbiamo pensato a un qualcosa per restare per portare tutto a casa. Hai questo cesto insomma che è un po' di cose, in più c'è il catalogo della mostra con le firme di tutti quanti i fotografi, pagina per pagina, così hai il ricordo del lavoro che hai fatto. Non ho molte altre cose da dire, non che qualcuno non mi dica che ho dimenticato qualcosa, ma non vedo farsi allarmate, bene. Ci rimane solo il taglio del nastro e poi possiamo andare a presentare la mostra. Per far questo adesso ci spostiamo magari un attimo di là all'ingresso, facciamo il taglio, la foto, poi siete liberi di muovervi. Se avete qualsiasi cosa da chiedere riguardo le fotografie, su cosa rappresentano, di fianco c'è un piccolo testo che spiega le fotografie cosa sono, perché non sono state fatte così. Però se avete dei dubbi a livello tecnico, a livello di significato, come fare il messaggio, di fianco c'è la Polaroid di ognuno di noi, dei fotografi, quindi non fate altro che individuare il fotografo e digli scusa, vieni un attimo con me, scriviamo perché hai fatto questa cosa qua. Sentitevi liberissimi di chiedere perché siamo qui a posto. Grazie ancora a tutti.